Scatman's World. Bene raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Prima di cominciare volevo salutare il mio amico Frank, o Frank, scusa non lo so, non ho ben capito la pronuncia, comunque ti saluto e anzi mi dispiace di non averti salutato prima, però avevo già registrato i video quindi non potevo. Vai raga, riprendiamo. Che figo ragazzi. Diamine, alla faccia della tempesta. Vista di persona sembra molto più grossa. Su, tenente, non è poi così male. Ciò non significa che non possa ucciderci. Che figo Sono più ragazzi. preoccupata per la guerra sulla Terra o per il fatto che nessuno ci risponda. Mi pare giusto. E quello cos'è? Qui. Certo. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Merda! Perdo! Ciao! 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 Quest'arma mi piace. Fanculo. No. Ciao. Merda. No. Ciao. Dove sei? Aia. Bastardo. La fanno tutti i miei compagni, vaffanculo. Quei tizi erano di Cerberus, vero? Così pare. Cosa ci fa Cerberus qui su Marte? Bella domanda. Non lo sai? Non lavoro più con loro, Ash, se è questo che stai chiedendo. No, ma abbiamo un'oscura organizzazione terroristica infiltrata in un'importante struttura di ricerca. Capito, raga? Questo dovrebbe destare qualche sospetto. Attenti! No, non è una grande idea. Porca puttana. Vai e muori. Proviamo un attimo. No, ho sbagliato, ma vaffanculo. Ah, Dio mio. Sembra che siano qui in forze. Già, solo alcuni veicoli. Il che suggerisce che abbiano ricevuto aiuto dall'interno. Ma è probabile. Altrimenti servirebbe. Che bello ragazzi, che atmosfera, ma mi stai esaltando troppo, cioè. Cerchiamo di non morire magari. Adesso vediamo quanti gameplay riuscirò a fare. Ecco, ne volevo fare un po', ecco, non tutti, perché comunque ragazzi è troppo lungo il gioco, poi ho tante robe da fare, sennò poi mi rincoglionisco Cerberus sarà anche pro. e non vado più al lavoro. Vabbè, sentiamole. Oh, che belle tettine. Perché pensi che io ne conosca i piani? Lavoravi per loro. Aspetti che creda che hai tagliato tutti i ponti. Mettiamo le cose in chiaro.
Non ho lavorato per loro, ma con loro. E ora non più. E non so perché siano qui o che cosa vogliano. Dopo il ritorno sulla Terra, il comandante Shepard è rimasto sotto sorveglianza. Non poteva comunicare. Mi spiace, Shepard, è solo che... Non dovrei giustificarmi con te, Ash. Ti prego, fidati di me. Mi fido, è solo che... Grande. Bye bye. Calma, tenente. È con noi. Shepard, grazie alla dea sei viva. Liara? Mi sono preoccupata leggendo i primi rapporti. Hanno devastato la Terra. Sì, lasciarla è stata dura. Ashley, mi dispiace. Ma perché siete qui? Ordini di Hackett. Ha detto che tu ci avresti spiegato cosa sta succedendo. Sì, Alleluia. Finalmente un po' di risposte. forse. Ho scoperto dei piani per un congegno Protean. Potrebbe annientare i razziatori. Qui, su Marte. Negli archivi Protean, sì. Quest'arma potrebbe essere la nostra unica possibilità per rispedire all'inferno i razziatori. Non è un'arma, non ancora. Sono piani per un congegno. Progetti. È più di quanto avessimo un minuto fa. Come li recuperiamo? Gli archivi sono al termine di quella rotaia. Sempre che Cerberus non l'abbia bloccata. E cosa vogliono? Già, vogliono proprio catturarti. Vogliono ciò che voglio io. Ciò che vogliono tutti. Ma perché? I Protean hanno quasi sconfitto i razziatori. Avevano un piano per distruggerli, ma non c'è stato tempo. E qualcosa di così potente da distruggere i razziatori? Potrebbe suscitare l'interesse di Cerberus. Quindi è una corsa contro il tempo. Abbiamo compagnia. Lasciamoli venire. Non questa volta, James. Cosa? Torna alla navetta. Se Cerberus arriva agli archivi prima di noi, copri le uscite. Ma... Subito, tenente. Si avvicinano, dobbiamo cercare riparo. Oh, eccoli qua. Pare che ci abbiano trovati. Non è un problema per chi ha E poteri vaffanculo. biologici. Non puoi nasconderti per sempre. Quello era l'ultimo. Bene, cerchiamo una via per salire. Hanno sabotato l'ascensore. Cerchiamo Porca. un'altra via per salire.